Una buona domenica e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori che ci seguite da casa anche in questo fine settimana. Il primo dopo Ferragosto torna puntualissimo il nostro appuntamento con l'iReporter Sì o No. La trasmissione, oramai la conoscete, questo nuovo format che in videoconferenza ci porta a dialogare con due ospiti di una questione di cui molto si è parlato in questi giorni. È passata esattamente una settimana da quando il governo ha deciso di chiudere le discoteche, nella fattispecie le attività del ballo, discoteche che possono rimanere aperte solo ed esclusivamente per magari attività di ristorazione, ha deciso di fermare tutte queste attività. Allora la domanda che noi ci poniamo è stata giusta questa mossa del governo? Per il sì abbiamo Francesco Scopelliti, coordinatore padovano di Italia Viva. Buonasera Francesco. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Per la parte avversa, invece, abbiamo il gestore di un locale notturno, di uno di questi locali, e anche il presidente della sezione vicentina della Silb FIPE, l'associazione che riunisce proprio i locali da ballo, le sale da ballo. Io ringrazio per essere con noi Fabio Facchini. Buonasera Fabio. Buona domenica a tutti e buon ascolto. Allora, grazie naturalmente per essere con noi. Entriamo subito nel vivo della situazione, perché se ci seguite ormai in queste settimane sapete che abbiamo una mezz'ora per dialogare di una questione del quale veramente si sta parlando tanto in questi giorni. Comincio proprio da lei, Fabio Facchini, che insomma è una delle persone che ha subito sulla propria pelle, se così possiamo dire, questa decisione del governo. In settimana ci sono state tante polemiche, i gestori sono anche andati al TAR del Lazio per chiedere che questo provvedimento venisse revocato. Così non è stato, ma le chiedo innanzitutto quali sono le motivazioni sulla base delle quali voi vi siete opposti a questa decisione del Ministero della Salute. Allora, come imprenditore e come rappresentante del sindacato italiano locali da ballo stiamo vivendo da ormai 8 mesi a questa parte, 7-8 mesi a questa parte, esattamente dal 22 di febbraio, una vicenda che è tragica e per alcuni versi tragicomica. Tragica perché la lungaggine della chiusura ha portato e porterà tante aziende a sparire, tante aziende a non riuscire a sopravvivere, perché non esiste azienda in Italia che si possa permettere una chiusura di 4-6 mesi, non impensabile un anno, ecco, perché veramente le nostre, al contrario di quello che tutti quanti pensano, sono aziende a tutti quanti gli effetti. Siamo imprenditori, aziende che durante la settimana seminano e durante il fine settimana raccolgono quello che un'azienda come tante altre può fare. Tragicomica perché? Perché viviamo da diversi mesi un rimpallo di competenze tra il governo di Roma e le regioni, un susseguirsi di ordinanze, un susseguirsi di rimpalli di ordinanze nazionali e regionali. Le ultime sono state veramente tragicomiche perché ci hanno dato prima sembrava che i locali dovessero chiudere, quindi la prima ordinanza di sabato scorso era chiusura di tutti quanti i locali da ballo e similari. E dopo poche ore invece è arrivata una nuova ordinanza dove vietava il ballo all'interno dei locali da ballo e similari. E siamo rimasti tutti quanti molto molto attoniti perché ovviamente dopo ci sono un mucchio di chiavi di letture diverse. Quella più banale è quella che prima ti danno la chiusura, quindi in realtà non ti vogliono aperti. La seconda invece no, aspetta che prima di dargli anche solo €1 li teniamo aperti, però non gli permettiamo di ballare. Come dire, andate in pizzeria, ordinate tutto quello che volete tranne che la pizza, andate al bar, ordinate tutto quello che volete tranne un caffè e uno spritz. Quindi sì, siamo arrivati un po' a una vicenda che ha del paradossale. Poi dopo le chiavi di lettura sono tantissime. La prima è stata proprio quella di un ricorso al TAR basato su un evidente fondamento, mancato fondamento dal punto di vista scientifico e sanitario. Cioè non ci sono studi in questo momento che provano il fatto che in discoteca ci si ammali o in discoteca ci siano focolai più che in tanti altri settori. E questo è quello a cui noi facciamo particolarmente leva, perché ci sentiamo colpiti in maniera completamente diversa da qualsiasi altro settore. Una sorta di capro espiatorio, interpreto così le vostre parole, ne ha parlato anche qualche gestore dei locali del Veneto in questa settimana, però coinvolgo anche lei, Francesco Scopelliti, per chiederle invece quelle che sono le ragioni, secondo lei, che hanno portato a questa decisione e perché lei l'ha valutata positivamente. Guardi, allora, intanto vorrei dire che sono umanamente vicino a Fabio e a tutta la filiera delle discoteche, perché capisco perfettamente che è una tragedia per loro.
quindi sono umanamente vicino e so perfettamente che lo Stato dovrebbe fare qualcosa per loro, insomma, ecco, perché non si possono condannare 4.000 discoteche e quindi quasi 100.000 lavoratori all'inedia, insomma, al fatto che non guadagnino neanche una lira per mesi e mesi. Insomma, in qualche modo bisogna far fronte, non bisogna lasciare indietro nessuno e non dobbiamo lasciare indietro neanche loro. Detto questo, vorrei dire a Fabio che perché lo Stato se la prende in particolare con le discoteche? Sappiamo benissimo perché. Perché in discoteca non si può mantenere la distanza. Mi spiego meglio. Su un treno si può decidere di far sedere le persone un sedile sì e un sedile no. Al ristorante si può decidere di mettere i tavoli a 3 metri di distanza. Su una pista da ballo, ragionevolmente, non si può dire a un ragazzo e una ragazza dovete ballare a 2 metri di distanza. Ecco, e la ragionevolezza di questo impianto. Diverso il discorso invece di tutte le discoteche che offrono anche un servizio diverso, un servizio bar, un servizio ristorante. Questi possono continuare a lavorare. È ovvio che uno non va in discoteca per bersi solo un bicchierino, insomma, va per divertirsi, per ascoltare della musica, per vedere un programma musicale e per muoversi. Ecco. Quindi questo è il primo motivo, il motivo che non si può mantenere il distanziamento sociale. Il secondo motivo è che, e l'abbiamo visto tutti, in Italia in questo momento abbiamo un contagio di ritorno da quei paesi dove le discoteche stanno funzionando a pieno regime. In Croazia, per esempio, è sintomatico il fatto che i ragazzi sotto i 30 anni di età si stiano ammalando in questo periodo. Perché, dico io? Perché i vecchi, come me, hanno imparato a starsene a casa, a starsene distanziati, a mettere la mascherina. Ma insomma, mio figlio non andrebbe a ballare con la mascherina, insomma, no? E quindi le possibilità di contagio sono molto alte. Guardate i calciatori del Cagliari o quelli del Brescia, tanto per citare gli ultimi che si sono ammalati. Si sono ammalati perché sono andati in discoteca. Ora, io sia chiaro, non voglio demonizzare le discoteche. Io spero con tutto il cuore che quest'inverno le discoteche siano aperte. Vuol dire che avremo scoperto un vaccino e che avremo una soluzione al problema. Ma finché il problema non si risolve, non ci possiamo permettere di far ammalare i nostri figli. È chiaro? Cioè io preferisco ammalarmi io piuttosto che mio figlio, anche se rischio di più. Spero di essere stato chiarissimo. È stato chiarissimo Scopelliti. Fabio Facchini, io la coinvolgo innanzitutto, che immagino avrà qualcosa da replicare, però una domanda, riprendendo una considerazione che ha fatto Scopelliti, a me viene, cioè lui dice, il suo interlocutore sostiene, per definizione dell'attività che si fa in discoteca è difficile mantenere la distanza. Allora io le chiedo, che cos'è avvenuto in queste settimane in cui le discoteche erano aperte? È stato proprio così? Perché la domanda? Per lei Facchini. Ah, no, beh, intanto c'è da dire un dato molto molto semplice. Le discoteche all'aperto in questo momento hanno aperto le discoteche solo all'aperto, cioè le discoteche che garantiscono quella situazione non al chiuso, dove c'è il ballo non al chiuso. Detto questo, siamo stati aperti quasi 2 mesi. Se avessimo avuto dei contagi, li avremmo avuti penso dopo 10 giorni, 2 settimane, 3 settimane. Diamo quanto vogliamo la latenza al virus, quanto vogliamo, ma insomma 3 settimane penso che possano bastare. La realtà abbiamo visto locali aperti soprattutto in Puglia, dove loro non avevano né il distanziamento né le mascherine, quindi migliaia di ragazzi all'interno di questi locali ballare, divertirsi, cosa giusta o non giusta, dopo qua entriamo su un altro argomento, ma tornare dopo nelle loro regioni di provenienza e non c'è stato una sola persona contagiata. Dopodiché io non so se il signor Scoppelliti abbia in mano i referti medici dei calciatori del Cagliari, però non c'è nessuna notizia riguardante il fatto che si siano contagiati in Sardegna in discoteca.
Non ci sono notizie di grandissimi focolai nei locali, anzi, delle discoteche non ci sono notizie in questi momenti di grandi focolai in discoteca. Abbiamo avuto delle persone che erano positive al Covid, che sono andate a passare una serata in discoteca, una volta risultati positivi sono stati monitorati e tamponati tutti quanti i loro amici nelle loro vicinanze e non c'è stata una sola persona positiva degli amici in quel momento. Detto ciò, non è che voglio dire che in discoteca è il luogo più sicuro del mondo, in discoteca siamo sicuri quanto volete di non ammalarvi, è che non è un posto dove c'è una pericolosità maggiore rispetto a tanti altri posti. Noi ci lamentiamo del fatto che siamo stati l'unica categoria colpita, non è che hanno beccato i focolai nei macelli di punto in bianco, tutti i macelli sono stati chiusi. No, non è funzionato così. Hanno beccato qualche focolaio nei ristoranti, nei bar, è stato chiuso il bar, è stato chiuso il ristorante e sono state fatte le analisi e le indagini del caso. Ecco, questo è quello che noi ci lamentiamo, che un'intera categoria è stata chiusa basandosi su non si sa che cosa, ed è per questo che noi ci riteniamo un capro espiatorio, perché causalità proprio in questo momento storico, a cavallo di Ferragosto, nel bel mezzo di tutta quanto la confusione derivata dal fatto dei migranti contagiati e dei rientri, i contagi da rientro, che era una situazione veramente dove si doveva aprire qualche bel faldone, capirlo bene, tanto che basta vedere che ancora in questi giorni tanti aeroporti non sono pronti a fare i tamponi e quando andranno i tamponi le ASL a farli a casa non si sa come, dove, quando andranno, ma vabbè, detto questo, il problema grosso allora era nelle discoteche e casualità proprio i tempi. Subito dopo Ferragosto, se non ci sentiamo capro espiatorio noi, subito dopo Ferragosto cosa significa? Che quindi le regioni più a vocazione turistica come la Puglia, l'Emilia Romagna, anche il Veneto, dove bisognava dare l'idea di apparente normalità, di apparente non c'era nessun problema, teniamo aperte anche le discoteche e così facciamo vedere che tutto quanto è a posto, ma passato Ferragosto, che è finita un po' la fase, che inizia la fase discendente dei turisti, chiudiamole subito. Allora, scusatemi, questo è proprio veramente essere un capro espiatorio. Siamo l'unica categoria in questo momento che è chiusa. Quando abbiamo potuto dare prova con l'ultima ordinanza di venerdì scorso, quindi parliamo quasi di 10 giorni fa, che dava la possibilità alle discoteche di aprire paragonandoci a un qualsiasi luogo chiuso, discoteche, ripeto, all'aperto, e quindi entrando in un parco da 5.000 metri quadrati con una pista di 100 metri quadrati, uno dal primo passo all'interno di questo parco doveva mettersi la mascherina. Ordinanze pari a non so quale altro comune che alle vie strette 2 metri ha preso perché all'interno delle vie non c'era più la possibile distanziamento. Quindi sì, ma poi dopo per finire comunque la disamina. Signor Scoppellitti, qua non solo le discoteche, l'unico posto dove non si riesce a stare 2 metri. Mi sembra che sia stato dato un'ordinanza ben chiara e precisa. Quando non si riesce a stare sotto al metro, bisogna mettersi la mascherina. Bisogna mettersi la mascherina. È quello che avviene in qualsiasi azienda e industria, protocollo firmato con i sindacati da metà aprile, che nel caso in cui i dipendenti lavorino sotto il metro di distanza, i dipendenti devono mettersi la mascherina. Sopra il metro di distanza, niente mascherina. Bene, ci sono una miriade di attività che possiamo vedere costantemente. Io, se vuole, vi condivido anche qualche immagine, condividendo lo schermo, di traghetti strapieni di gente che, come potete vedere, sono dove i distanziamenti non ci sono, ma cosa facciamo? Le sale di aspetto le chiudiamo? Questo è ieri sera, l'altra sera la vittoria della Spezia sul Frosinone. Questo qua c'era il distanziamento? No, però vabbè, questo bisognerebbe mandare all'esercito probabilmente. Questo battello, questa nave, chiuse le discoteche in Sardegna, le feste si sono spostate all'interno delle navi e delle ville private. Certo. C'è una miriade di situazioni dove il distanziamento non c'è, dalle piazze, i centri storici e il lungomare, e suo figlio, se non andrà in discoteca, comunque il distanziamento vedrà che comunque con i suoi amici farà fatica a rispettarlo, perché comunque è il nostro modo di stare in mezzo alle persone, il nostro modo di vivere la socialità. Allora, Scoppellitti, la coinvolgo nuovamente. Insomma, l'obiezione mi sembra abbastanza chiara. Le norme prevedono che dove non si possa rispettare il distanziamento si indossino i presidi
di protezione, e fin qua ci siamo. E allora loro dicono, i gestori delle discoteche, come mai, nonostante ci siano diverse attività in cui non si può rispettare il distanziamento, solamente alcune vengono chiuse, nella fattispecie i locali da ballo. Lei cosa replica? Secondo lei come mai si è arrivati, insomma, a questa decisione che loro definiscono arbitraria e un po', virgolette uso io, persecutoria nei loro confronti? Sì, capisco perfettamente. Fra parentesi, Fabio, devo dire, molto bravo. Si vede che è uno di quelli molto preparati e sicuramente più preparato di me. Mi permetto semplicemente di replicare in questi termini. Intanto non è vero che le uniche aziende che sono colpite sono le discoteche. Deve essere chiaro. Per esempio, non ci sono le feste dell'unità, non ci sono le sagre, non ci sono i concerti all'aperto, i cinema sono ancora chiusi tutto sommato, cioè voglio dire, ci sono tutta una serie di luoghi dove è impossibile, come nelle discoteche, mantenere il distanziamento sociale, che sono di fatto chiusi, che non hanno mai riaperto. La questione della discoteca, io la capisco perfettamente. È stato fatto sì, hai ragione Fabio, che parte la Ragazzi, festa dell'unità, il che parte 26 la festa agosto c'è la dell'unità festa dell'unità, nazionale. i cinema No. sono aperti. Mi dispiace Francesco, ma non c'è una sola attività che in questo momento sia chiusa dal 22 di febbraio. C'è poco da Ma fare. dimmi quale concerto si può fare, per esempio, no? No, ma i concerti Eh, fino a 1000 persone si possono fare seduti in per questo dire, momento. no? Cioè, voglio dire, i concerti, tutte le attività musicali, anche quelle di piazza, che muovono decine e decine di migliaia di persone, quelle sono di fatto bloccate, insomma. Più ancora di voi, perché voi al limite potete aprire per fare il servizio bar, mentre loro non possono assolutamente montare un palcoscenico da nessuna parte. Ma detto questo, il problema è comprensibile, insomma, no? Voi lo vivete come uno smacco personale, ma io penso che sia un problema ben più ampio. Qui la questione è: a settembre vogliamo che questo paese riparta oppure vogliamo che questo paese torni nel lockdown? Allora io penso che i principi di precauzione non siano, bisogna rispettarli, insomma, altrimenti il danno economico che il nostro paese potrebbe avere sarebbe ben più ampio, insomma. E pazienza se i primi a essere colpiti siete voi. Io sono per fornirvi un ristoro economico in qualche modo, sia chiaro. Non vi voglio buttare a mare, Fabio, cioè io ti sono assolutamente solidale. Fra parentesi, fai un mestiere che secondo me è bellissimo, per essere chiaro. Chi non amerebbe lavorare in discoteca? Insomma, è un posto meraviglioso, però è un posto dove si può prendere il Covid in questo momento. Intervengo un Lo attimo dico perché brutalmente, ma è così. abbiamo capito Scopelliti. Intervengo un attimo coinvolgendo Fabio Facchini, perché mi veniva una domanda adesso spontanea. Riprendendo questo principio di precauzione, magari il governo in questo momento ha detto: se questo può essere un tasto un po' pericoloso in questa situazione in cui la curva sta avendo una piccola risalita, perché è indubbio, bisogna purtroppo dirlo, mi chiedo anche che cosa accadrà da settembre-ottobre in poi. Nel senso, voi che adesso, insomma, ovviamente siete scottati e anche avete un danno economico enorme per questa chiusura, che cosa vi aspettate dalla prossima stagione? Perché se adesso la decisione è se tenere aperte o chiudere le discoteche esclusivamente all'aperto, da ottobre in poi si pone tutto un altro tipo di problema, cioè se riaprire quelle al chiuso. Da questo punto di vista, che cosa accadrà? Ma in questo momento siamo nella nebbia più completa. Riallacciandomi un po' al discorso che faceva Francesco,
Noi infatti siamo uniti in questa battaglia a tutto il mondo dei concerti, a tutto il mondo di chi fa i vari service e tutto quanto l'indotto legato, chiamiamolo, all'intrattenimento, perché anche se i concerti in questo momento all'aperto si possono fare fino a 1000 persone, e come dice Francesco, sì, le discoteche possono rimanere aperte come ristoranti e come music bar, cosa che noi abbiamo iniziato a fare da questo weekend, ma non è il nostro core business. Ripeto, Certo, sarebbe come andare in pizzeria e non poter mangiare una certo, pizza. Cioè certo. noi all'interno dei nostri locali si viene per ballare, si viene per ascoltare musica in un certo modo, si viene per fare, per socializzare, perché questo è il vero motivo per cui nascono le discoteche. E mi dispiace che Francesco lo dica, che pazienza perché le discoteche sono chiuse e questo è uno smacco personale nostro. Non è uno smacco personale soltanto mio come imprenditore, ma delle decine e centinaia di famiglie che mangiano e sopravvivono attraverso questo mestiere, perché comunque attraverso un mondo che a quanto pare sembra sempre dorato e sembra sempre, anche da un certo punto di vista, essendo fatto di notte, un po' provocatorio e un po' sempre ai limiti, ecco, non è proprio così. La discoteca, ripeto, se fatta in maniera imprenditoriale e Certo. seria, sono aziende a tutti quanti gli effetti, dove abbiamo un indotto che è incredibile di fornitori, commercialisti, banche, consulenti del lavoro, ristorante, perché abbiamo un ristorante, quindi persone pagate a mese fisse, persone che vivono grazie a questo. Non è soltanto lo smacco imprenditoriale in questo momento dell'essere chiusi. Lo smacco è nel cercare di mantenere i nervi saldi e mantenere il più possibile la fermezza e la voglia di andare avanti, perché ripeto, uno che ha una discoteca al chiuso, che dal 22 di febbraio, e sono passati ormai, ho perso il conto, i mesi, quasi 6 mesi e mezzo, Domani sono 6 mesi, praticamente questa domani, settimana sono 6 perfetto, mesi. sono 6 mesi, non sapere ancora quando verremo riaperti, perché non esiste ormai una categoria insieme a quella dei concerti, la nostra, che ha una data. Tutte le altre categorie hanno ormai una data, si sta parlando anche di riaprire gli stadi in una qualche maniera. Ecco, noi non abbiamo nemmeno una data per riaprire al chiuso, e questo è un grosso, grosso problema. Ripeto, siamo stati chiusi in una fase molto molto dubbiosa da parte nostra, perché comunque non c'erano casi eclatanti derivanti dalle discoteche. Potevano essere chiusi quei pochissimi focolai che qualcuno può aver individuato o meno, ancora io non ne ho avuto notizia, sembra che ci sia stato un focolaio in Sardegna al Viglio nella notizia di poche ore fa, però vabbè, insomma, ripeto, tanti ristoranti sono stati chiusi, tanti macelli sono stati chiusi, tante aziende sono state chiuse perché è stato individuato un focolaio all'interno, ma non è mai stata chiusa nessuna categoria in toto come è stato fatto per il nostro In via settore. Ed è questo, preventiva. sì. Scopelliti, su questa questione delle riaperture c'è stato anche un po' forse un cortocircuito politico da questo punto di vista, perché qualche giorno fa Conte, richiudendo le discoteche, ha detto io non le avevo mai riaperte, però nella realtà dei fatti in tutta Italia le discoteche avevano riaperto. Lei come ha valutato un po' tutta questa situazione che si è venuta a creare e come pensa che sia intervenuto il governo? Cioè ha detto delle cose in cui praticamente ha richiuso una cosa che ha detto formalmente non avevo mai riaperto. Guardi, la situazione è, per certi versi talmente complicata da causare anche questi cortocircuiti anche nella comunicazione. Cito per esempio il Ricciardi della situazione di qualche giorno fa, che ha detto a settembre forse non riapriamo le scuole, forse neanche si vota, salvo poi fare precipitosamente marcia indietro. Ecco, voglio dire che la situazione è veramente da attenzionare in maniera molto particolare, quindi stare attenti. Fra parentesi, Fabio mi ha rilanciato la questione del calcio, per esempio, no? Il calcio a tutti gli effetti è rimasto chiuso, tant'è vero che venerdì sera, l'Inter gioca senza spettatori e domenica sera c'è la finale di Champions senza giocatori, senza spettatori, Senza scusate. spettatori, Cioè, esatto. per parlare di un mondo che muove, credo,
centinaia di volte i soldi che muovono le discoteche, insomma, ecco, tanto per dire. Ecco. Insomma, come si esce da questa situazione? Si esce con le garanzie sanitarie, altrimenti non se ne esce. Mi dispiace dirlo, Fabio e la sua categoria è in prima linea e sarà forse la più svantaggiata di tutte, ma dobbiamo porci il problema. I ragazzi che quest'estate vorrebbero andare in discoteca, a settembre devono tornare a scuola. Voi capite che ci sono 3 milioni di ragazzi che devono tornare a scuola? Insomma, è un problema mica da poco, perché poi se ce ne sarà uno positivo in una classe dovranno stare tutti a casa, magari tutto l'istituto. Insomma, cioè la questione di questo virus è talmente forte e sta riprendendo virulenza, che portare 2000 persone a divertirsi, se scoppia un problema, questi 2000 diventano 20.000 nel giro di una settimana e poi 200.000. Ci possiamo permettere questo rischio? Io dico che non ce lo possiamo permettere. Perciò approvo quello che ha fatto il governo. Mi dispiace che Fabio lo paghi sulla sua pelle, ma per questo dico ci dovrebbe essere un ritorno economico da parte dello Stato che mitighi le sue pene, insomma, le sue pene economico-finanziarie. Certamente. Fabio Facchini, nei giorni scorsi qualche suo collega, anche qui in Regione Veneto, ha proposto, visto che le regole, come diceva lei, ci sono nei luoghi in cui non si può mantenere la distanza al 100%, che le responsabilità ricadano sul singolo, cioè il ragazzo che non si mette la mascherina è responsabile di quello che fa e il gestore, per quanto deve essere responsabile ovviamente di ciò che accade nel suo locale, non può fare il vigilante 24 ore su 24. Potrebbe essere questa, secondo voi, una possibile soluzione o avvertite che da questo orecchio magari le autorità non ci sentano? È una delle lotte che abbiamo iniziato a fare da quando hanno dato la possibilità di riaprire le discoteche all'aperto. Noi abbiamo dovuto raddoppiare, triplicare il servizio di vigilanza che avevamo durante una serata normale per attenzionare costantemente la situazione all'interno della pista, all'interno delle zone di assembramento, dove cercavamo il più possibile di far mettere a tutta la nostra clientela la mascherina. Non è stato facile e non è per niente facile, perché i clienti molte volte si mettono la mascherina, si toglie da distanza di 3 metri security e si tolgono la mascherina e quindi bisogna tornare di nuovo a ribadire il problema. E quindi una proprio delle nostre battaglie che è partita immediatamente è stata proprio quella della responsabilità individuale sull'uso della mascherina e quindi sgravare tutto quanto quello che è il problema in capo in questo momento ai titolari dei locali che devono continuamente cercare di sorvegliare la situazione e nel caso in cui si crea un assembramento sono responsabili i titolari. Noi abbiamo fatto, i nostri staff erano preparati al 100%, erano tutti quanti con la mascherina, gel dappertutto, cartelli dappertutto, vocalist e l'edward che continuavano a mandare slogan sull'uso delle mascherine. Vi garantisco che non è facile far mettere la mascherina ai clienti, ma non perché siamo in discoteca, perché basta che vediate anche voi dovunque, tutto quanto il giorno e le sere, nelle piazze, nei centri storici e il lungomare, quante persone si mettono la mascherina, perché comunque siamo all'aperto, non siamo all'interno di luoghi chiusi e quindi abbiamo dovuto lottare parecchio. Continuiamo a portare avanti questo discorso dello sgravio di responsabilità dei gestori e dell'individuo che sia responsabilizzato. Ripeto, c'è sempre questo rimpallo comunque, perché Conte l'altro giorno senza ombra di dubbio ha detto ma io le discoteche non le ho aperte, ho dato la possibilità ai governatori di riaprirle. Noi siamo stati a parlare con il nostro governatore più di qualche volta e più di qualche volta è stata data la colpa a Roma. Adesso io con Zaia abbiamo un buonissimo rapporto e cerchiamo di mantenerlo tale. Speriamo che questo rimpallo di responsabilità in un futuro ci dia anche una possibilità di vedere riaperte le nostre aziende,
come dice Francesco, sì, contributi. Ah, bellissimo, bellissimo capitolo questo dei contributi. Io vi faccio un invito e spero che la redazione con te siate disponibili. Fra 6 mesi ci vediamo qua o anche fra un anno. Non ho mica fretta, sapete, perché i contributi possono arrivare anche più avanti. E vedremo quanti euro di contributi spesi ci arriveranno su quanto invece noi andremo a perdere su tutta una stagione intera che abbiamo perso di lavoro, perché questo è il reale problema, perché se arrivano briciole, noi non abbiamo bisogno di briciole, perché abbiamo da mantenere staff interi e personale pagato a mese. Il nostro problema è questo, ricevere i contributi, ma non abbiamo fiducia, benché minima fiducia, perché in uno Stato ridotto ai minimi termini come questo, vediamo che è fatica riuscire a farsi dare qualcosa. Continuiamo a lottare, continuiamo a ricevere promesse, ma sono tante tante parole e pochi euro. Per finire il discorso, comunque, non credo che il male di agosto 2020 fossero le discoteche. Ecco, se c'è stato un aumento di contagi, non credo che la colpa sia imputabile alle discoteche. Anzi, se dovessi dare una percentuale, siamo veramente in minimissima parte il problema reale di tutti questo aumento di contagi. Ecco, io me lo aspettavo l'aumento di contagi a settembre-ottobre, ecco, quando si sarebbe tornati un po' più al chiuso. Ad agosto non me lo sarei immaginato, ma me lo sono immaginato cercando di capire, insomma, questi rientri e tutte queste situazioni che si vengono a creare in situazioni molto discutibili. Ecco, ripeto, la discoteca non è stato il benché minimo problema, perché comunque non ci sono stati casi eclatanti di focolai all'interno dei nostri locali e noi siamo l'unica categoria chiusa. Questa è la realtà. Certamente, certamente. Noi raccogliamo anche il vostro invito perché sicuramente nei prossimi mesi vi continueremo a seguire le vostre problematiche anche per vedere quello che accadrà. E diciamo anche in conclusione che uno dei grandi problemi scopelliti, è l'ultima domanda che le faccio perché siamo veramente in chiusura, le chiedo proprio una pillola conclusiva. Uno dei principali problemi che adesso si temono è quello che le feste che erano in discoteca, un luogo controllato con la security, come ci raccontava Fabio Facchini, si trasferiscano in toto, tout court, in edifici privati che non si possono più controllare, giardini privati, case private, insomma, la festa dei cittadini italiani continuerà lo stesso, ma in un luogo che non può essere più presidiato. Lei ha questo timore? No, in realtà non ce l'ho. Chiarisco che cosa voglio dire. Voglio dire, non c'è luogo di aggregazione come la discoteca che si possa replicare in un ambiente privato. Io a casa mia, io ho un terrazzo bellissimo, posso invitare 15 persone, ma non ne posso invitare 1500. E purtroppo in questi casi è la massa che pone problemi, perché poi io all'interno dei miei 15 conoscenti probabilmente faccio anche presto a controllare se qualcuno ha i sintomi, insomma, no? Ma se ne metto insieme 1500, capite qual è il problema? Certo. Allora, e il problema ovviamente non è solo della discoteca. Io penso che vivremo una stagione di calcio tutta chiusa anche l'anno prossimo, perché come si fa a mettere 80.000 persone dentro San Siro? Insomma, è praticamente impossibile. Certo. Facchini, lei Per non è essere d'accordo chiaro. con questa No, opinione? non sono per niente d'accordo perché come vediamo le statistiche, cioè qua i numeri parlano, adesso io non so quali siano le percentuali esatte, se sia il 40, 50 o 60%, ma al primo posto come ambito di contagio è l'ambiente familiare, l'ambito familiare, perché al contrario di quello che dice Francesco, che riesce a controllare se i suoi familiari o amici o le 15 persone che invita a casa sua, se sono sintomatiche, lui invece non sa che la gran parte di quelli che sono individuati come contagiati in questo momento sono tutti quanti asintomatici o perlomeno la grandissima parte e quindi questo sarà il vero problema che dovremo affrontare e probabilmente questo ci porterà forse a un futuro lockdown. Ecco, io non credo più che torneremo a un lockdown, ecco, sono sinceramente fermamente convinto, a meno che non torneremo a vedere i 10.000 casi al giorno, ma non credo che arriveremo neanche a quel numero, ecco, perché comunque speriamo, ecco, no, lo spero ovviamente, ma però mi sembra di vedere che sono stati fatti tanti passi in avanti da febbraio. Ma detto questo, il problema grosso saranno gli ambiti familiari, gli ambiti privati dove non ci sono benché minimi controlli, certo. Perché io non penso che nessuno di noi quando inviterà qualcuno a casa misurerà la temperatura, bensì lo scopriremo magari dopo 2 giorni se qualcuno era positivo e ci preoccuperemo tutti quanti. Ma detto questo,
ripeto, non è colpa delle discoteche se l'Italia avrà un nuovo lockdown e vedremo se questi contagi nelle prossime settimane diminuiranno o aumenteranno e le discoteche sono chiuse, dopodiché tutti quanti dovremo farci un bel esame di coscienza perché abbiamo puntato il dito sul soggetto che era completamente sbagliato. Fabio Facchini, presidente della sezione vicentina SILB FIPE, grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie anche a Francesco Scopelliti, coordinatore padovano di Italia Viva, che salutiamo e ringraziamo. Grazie e auguri soprattutto alle discoteche. Ci auguriamo naturalmente che la situazione migliori sia dal punto di vista epidemico sia per la situazione economica di queste aziende costrette a chiudere. Io ringrazio anche voi telespettatori per averci seguito in questa nuova puntata del Sì e No. Appuntamento a domenica prossima e una buona serata.